Ben ritrovati ragazzi su Round 2 Total War, io sono il vostro Lord Perso e vi volevo far vedere questa visuale sulla battaglia che c'è appena stata a Leptis Magna, nella periferia di Leptis Magna, sulla strada principale tra Roma e un esercito che ormai non è rimasto più nulla, di guardiani del deserto, che era fondamentalmente un piccolo esercito di questi disperati africani che si sono coalizzati e si sono ribellati a Roma proprio per continuare a conquistare nel territorio. Noi adesso torneremo sul discorso dell'Africa e cercheremo di pacificare questa maledetta Garamantia che ci dà delle problematiche. Nel frattempo però dobbiamo stare molto attenti perché siamo ancora in una grave crisi, in una grave carestia dell'impero che ormai imperversa da tantissimi anni. E non solo, ma le nostre potenze della regione, quindi l'Egitto e Pergamo, si sono accorti di questa cosa e stanno iniziando a mettere le basi per una rottura diplomatica con Roma, e questo è molto molto male. In particolare l'ultima mossa che ha fatto l'Egitto, anche un po' stata a sorpresa, ha voluto dichiarare guerra a Naissus. Questo probabilmente nel tentativo di trascinarci in una guerra con loro, ma noi non abbiamo accettato, abbiamo fatto buon viso a cattivo gioco e abbiamo sacrificato Naissus. Mi dispiace ragazzi, siete stati molto utili, ma come vedete Roma ormai è alle porte e arriverà su Naissus per prenderne possesso. L'obiettivo è dunque quello di unificare tutta questa zona e prendere l'altopiano greco, diciamo, greco, e andare a rinforzare Pupuldeva proprio in chiave anti-egiziana proprio per evitare in futuro delle problematiche molto molto più grosse e anche per poi da qua conquistare questa porzione di terreno e sbarcare su il nostro Pergamon, che comunque come vedete Pergamon e l'Egitto si condividono, diciamo si contendono e si condividono certi territori che purtroppo per noi sono una diretta minaccia per tutta la nostra costa. Però vabbè, diciamo che non avendo occupato Atene, non avendo occupato Sparta, diciamo che i primi due blocchi grandi sono loro che dovrebbero assorbire l'impatto di Pergamon. È chiaro, noi abbiamo la Tessalonica che è ovviamente sotto attacco, però essendo anche il nucleo centrale l'avevo fortificato abbastanza, quindi mi sento di dire che siamo abbastanza sicuro. Le truppe comunque romane attraverso una politica di reimpasto delle unità sono state sistemate più o meno. Abbiamo ovviamente i ribelli qua, non dimentichiamocelo, lasciati qui in modo tale che radunino tutti i dissidenti della zona per poi darci l'assist sul fatto di massacrarli nella prossima battaglia. Qui abbiamo tutte le nostre legioni pronte per il compito e vedremo insomma di portare a casa il risultato. Qui andiamo a fare un upgrade di queste unità e vediamo se riesco a farlo anche di queste. Ah sì, guarda qua che riesco. Ok, così siamo abbastanza sicuri. Qua ovviamente siamo ancora in guerra aperta. Finché i nostri nemici non prenderanno il ponte noi comunque siamo messi abbastanza bene. Ovviamente qui la situazione non è delle migliori, nel senso che non abbiamo controllo su queste due regioni. Però vabbè, a nord ci sono dei nostri alleati che potenzialmente potrebbero scendere o comunque controllare questo ponte. E qui stiamo risolvendo il controllo della regione. A parte che ci sono i nostri alleati con l'esercito delle falcate infuocate, ma qui stiamo proprio potenziando la città in vista di un eventuale attacco nemico, perché comunque il nemico non ha grandi eserciti. Ha una flotta forse abbastanza, sì, qua non grandissima, però comunque importante. Qui poi abbiamo i cartaginesi che ormai veramente sono partiti come una potenza marinara e termineranno come gli ultimi sconfitti proprio in mare. Quindi anche poetico, sono anche poeta. Ma banda alle ciance, andiamo avanti cliccando il fine turno e vedremo un po' cosa accade.
io sono Lord Perso, ragazzi, e maltornati su questa lunghissima campagna. Ah, si rifanno sotto i cartaginesi? Ma dove volete andare? Ma dove volete andare? Ma dove volete andare? Si spostano a nord. Mm. E qui ci lasciano Ebora così, in scioltezza. Hanno puntato un obiettivo verso nord. Eccoli che scappano. Ah, porca miseria, potrebbero darci dei problemi, a livello di... A livello di cibo, perché vanno a reclamare meno 12. Infatti mi sa che ci danno un po' di problemi. Intanto ad Agrigentum, nuovo scoppio di una pestilenza che colpisce la popolazione. Però non ci possiamo fare poi molto. Provviste mancanti e banditismo. Va bene. Crisi elementari su Roma. Ormai la crisi è veramente un casino. Intanto con l'evento che abbiamo fatto la scorsa volta, abbiamo abbassato un po' le tasse, abbiamo una plebe felice, i patrizi cospiratori non l'hanno presa tanto bene i patrizi. Meno 8 è la lealtà di tutti i partiti. Aia. Fatemi vedere un po' come sta la lealtà. 44, 17, 50. No, va bene, dai, non mi impensierisce. Non mi impensierisce. Però, insomma, e fatemi vedere la mia città, la mia, scusate, la mia famiglia, perché era morto, eccolo qua, infatti, morto un figlio, mi ricordavo, però direi che stiamo abbastanza bene. Guarda, guarda, guarda. Loro li andiamo a sposare. Quante monete ho? Fatemi vedere. Bene, ho un po'. Direi che loro li andiamo a sposare. Assolutamente. Espandiamo la nostra famiglia il più possibile. E diamogli anche degli attributi. Allora, vediamo. Astuzia. Ah, interessante. Allora, per adesso gli diamo un... no, dai, diamogli un'astuzia. Poi gli diamo... interessante anche ordine pubblico. Non sarebbe male. Più 8 le sanzioni all'ordine pubblico. No, no. Diamogli ordine pubblico nelle nostre province. E poi gli diamo... Vediamo. Non voglio buttarlo troppo sul... professione fiscale. Vabbè, ma no, ma tanto ce l'abbiamo abbastanza. Ne abbiamo abbastanza. Vediamo cosa possiamo fare. Dai, ordine pubblico ancora. Lo facciamo maritare anch'esso. Perfetto. E direi che la famiglia l'abbiamo sistemata. Stiamo crescendo, ci siamo divisi un po' in due ali familiari, come potete vedere. Interessante, interessante. Vediamo qua, intanto sistemiamo anche la situazione, ma dovrebbe essere già tutto a posto. Quella... ah sì, giusto. Vediamo. Qua potremmo darle qualcosa, le possiamo dare... Meno 4 probabilità di avere figli. No. Fatemi vedere. Potremmo dare... Effettivamente... Loro hanno mogli? No, hanno solo cariche. Vorrei dare un po' di cariche in giro. Allora, loro si potrebbero prendere... Wow, però costa 2000. Ma sì, dai, facciamolo. Gli diamo... Probabilmente è rimasta vedova di qualche generale. Quindi stavo dicendo a lei gli diamo... Ah sì, dai. Integro delle unità sui territori. Vediamo. Ok, questo è l'ultimo arrivato. Gli diamo morale per le truppe più visione. Gli diamo la pressione fiscale e poi gli diamo... Ma sì, dai, diamogli questo qua.
la carica. Ok, allora, noi l'abbiamo fatto. Vediamo di dare un po' anche di potere a questi. In realtà dovrei darlo a loro, un po' di potere, perché loro mi sembrano quelli meno, esatto, meno influenti tra i due. Quindi diamogli qualcosa a loro. Vediamo. Qualcosina avevo già distribuito, come potete vedere. Allora, diamogli una promozione a lei. Tanto un po' di moneta, un po' di denaro c'è. Facciamo salire le donne di questa famiglia. Wow, 5.000 è un po' tantino. Diamogli per ora così, dai. Ho fatto salire la loro influenza. Speriamo che poi facciano anche un po' di figli, perché sennò qui. Allora, poi, prima di tutto, allora, andiamo a fare le cose meno importanti. Qui abbiamo 8 uomini, ottimo, che sono cicciati fuori. Io direi di andare... oddio, non sono proprio messo un fiore, perché mi piacerebbe anche attaccare qua. Però io no, anche perché... esatto, non ci arrivo. Quindi andiamo qua. Ok, scappano. Allora, potrei effettivamente intercettarli, quindi mi sposto qui e andiamo a prenderli con 2 eserciti. Anzi, qua siamo addirittura 3, perché c'è anche l'esercito di guarnigione. Li facciamo fuori in una modalità di protezione, no, in modalità equilibrio. Eccoli qua. Benissimo. Ci possono salutare i nostri amici. Adieu. Ok. Abbiamo perso 227 uomini. Vabbè. Beh, loro non erano proprio messi malissimo. Allora, questi li andiamo a far fuori. Benissimo. Abbiamo un po' di potenziamenti per le nostre legioni e i nostri generali. Questo però non è il generale, ma mi sa che è il... beh, meno 60... wow, bello. Beh, il nostro uomo che scorta la nostra legione. Ok. E loro li portiamo al posto di questi. Qua. E voilà. Sarebbe bello anche poter reclutare qualcosa, ma per ora non ho neanche delle unità interessanti da poter reclutare. Ok, abbiamo riportato l'ordine più o meno. E la pace nel nostro impero. No, scusate, quello è un altro... allora, è un altro film, è un'altra serie. Allora, più 3 al morale durante le battaglie in territorio nemico. Ci sta. Assolutamente. E poi direi di fare l'assedio. Perfetto. E bonus di carica interessante. Bah, no, questo non mi interessa. Costruzione di macchine d'assedio. Medie, di livello medio. Oppure... allora... no, dai, facciamo forza inarrestabile per ora. Non voglio dargli macchine d'assedio, anche perché non ne ho. Qui assolutamente più 10 alla campagna. E poi gli diamo, ovviamente, continuiamo con l'attacco e andiamo sull'esperienza. Quindi eccola qua che la legione pian piano si sta formando. Qui, brutta situazione per la cavalleria. Fondiamoli, per forza. A meno che appunto io non passi tutte le truppe qua. Sarebbe qualcosa di interessante. Però va bene, adesso le teniamo in questo modo qui. Allora, si potrebbe in realtà... meno 200 i fondi per la manutenzione. Però ci dà più esperienza. Dovremmo attendere allora. Dovremmo attendere. La flotta cartaginese... non che fa scherzi, che faccia scherzi. Però... no, dai. Quindi speriamo di no. Speriamo. Allora, qui intanto tutto è regolare. Vado a potenziare anche loro. E continuiamo questa transumanza. Ok, qui intanto siamo a meno 6, ragazzi. Ottimo, ottimo, ottimo. Quindi la crisi alimentare sta rientrando.
Ok, questa è la situazione qua, va bene. Portiamo poi la spia anche di qui. Allora, loro sono fastidiosi, però io direi che non c'è partita, si va di qua. Intanto vedete che questa regione sta curando i miei uomini, quindi vuol dire che a cibo qua sono messi abbastanza bene. Vedremo poi cosa fare nel prossimo turno. Magari li fortifichiamo e controlliamo la strada d'accesso in questa zona. Ok, direi che è buono controllare questa strada qua. Potrei subire un attacco ad Adrumentum, scusate. Allora a questo punto andiamo a difendere Adrumentum, che tra l'altro, guarda un po' qua, che io posso migliorare la situazione anche delle mie imbarcazioni. Eccola qua, almeno la città è un po' più difesa, non solo, ma io direi di andare proprio a costruire delle navi belle potenti per quanto riguarda quinquereme da tiro, no, quadrireme d'assalto. Queste sono quadrireme da tiro, quinquereme da tiro, tutto tiro, ma io voglio anche qualcosina d'assalto. Dai, facciamo così, andiamo un po' sulla flotta questo giro, proprio per non rimanere a secco di unità, e vediamo se ci attaccheranno o meno, speriamo di no. Allora, qui poi l'abbiamo fatto, va bene, questi li abbiamo spostati, questi rimangono qui, direi che la situazione è abbastanza statica e invariata. Qui andiamo sicuramente a fare i campi. Ah, vedi? Questa roba non me la ricordavo. Non me la ricordavo per nulla. Io non posso fare due campi nella stessa cittadina. Brutta roba. Allora andiamo sulla distesa erbosa e poi dopo vediamo se andare a modificare qualcosa. Quindi anche qui la stessa roba. Ah, questo sarà un problema. Vabbè, ormai l'ho costruita, teniamoci il più 2, poi vedremo se smantellerà in un futuro. Ok, e qui ragazzi, qui ci sarebbe da dargli colpo di grazia. Non vedo tra l'altro l'esercito, però. Tra l'altro qui vedo che siamo in un peggioramento delle relazioni. Addirittura non amichevoli. Non amichevoli. Io direi che gli togliamo il trattato di transito militare. E a questo punto, che le relazioni sono diventate ancora più brutte, gli togliamo anche l'accordo commerciale e andiamo ad attaccare. Sì, direi di sì. Siamo 19, vabbè, ci mancano unità, però non penso sia un problema. Dichiariamo guerra. Non chiedo aiuto. E andiamo a prenderci la regione. Guardate qua, signori. Vabbè, non c'è neanche bisogno di commentarla. Andiamo decisamente all'assalto. Andiamo in modalità protezione. Alleanza terminata tra le mie fazioni, giustamente. Ci sarà probabilmente qualcuno che avrà qualcosa da ridire, ma è così. Direi di... Allora, potremmo raderla al suolo. Sì, la radiamo al suolo e la prendiamo. Mi dispiace, però così. Fatemi vedere. Gialli, ovviamente non sono stati molto contenti della cosa, perché hanno mangiato un po' la foglia, però ragazzi, loro come l'hanno presa? Non benissimo. Loro già un po' meglio, però insomma. Vediamo loro che sono abbastanza fedeli a noi, sono estremamente fedeli a noi, no, gli Illiri, il popolo Illira sembra che l'abbia presa abbastanza bene. Così è andata, ragazzi. Ok, mi servirebbe un po' di grano, mi servirebbe. Allora magari andiamo a togliere qualcosa che ho fatto precedentemente. Fatemi vedere se c'è qualcosa.
No, mi sa di no. Mi sa che ho sprecato un po' il denaro, non avevo previsto. Cioè non ci ho pensato a questa cosa. Vabbè. Ah, potrei togliere un po' di truppe da qua. Però no, preferisco prendermi il malus. Intanto siamo passati a -3 con il cibo. Preferisco per togliermi e avere un malus a Naxus, a Naissus, come cavolo si chiama, piuttosto che andare a togliere uomini alla flotta. Va bene. Io direi che abbiamo fatto tutto e che possiamo, fatemi vedere, ma valuto un attimo qui, ma direi che abbiamo ottenuto una meraviglia, tra l'altro. Ok, perfetto, perfetto. Allora andiamo avanti subito con un nuovo turno. Mi spiace un po' per i nostri alleati, però nella guerra delle parti funziona così, purtroppo. Eccoli lì, guardali lì. Si avvicinano ma non tentano il colpo gobbo. Gli egiziani girano. Girano gli egiziani. Attenzione. Ah, questa cosa non mi piace. Mi prendono Olisipo. No. Maledetti. Mi piace che abbiano due città. Vabbè, vediamo. Allora, migrazione provinciale. Le province lontane da Roma spesso mancano di una vera cultura e di veri cittadini romani. In cambio di piccoli aiuti, il Senato incoraggerà i romani ad emigrare, specialmente imprenditori, esattori o proprietari terrieri. Allora, rendimento agricolo. Wow, più uno di cibo in tutte le province. Bam, subito. E voilà, signori, siamo tornati in positivo. Chissà per quanti turni, pochissimi probabilmente, però va bene così. Mancano le provviste. È nato un nuovo figlio ormai, due figli, wow. Naxus ovviamente, a Naissus, scusate, ci sono ovviamente un sacco di bassi fondi, va bene. E, completato, Veni, Vidi e Vinci. Wow, buono, ci arriva un sacco di denaro, perfetto, che possiamo gestire. E un nuovo obiettivo, mantenere 120 unità in tutto. Ottimo, ottimo, ottimo. Allora, andiamo a dare a questa spia un po' di autorità. Assolutamente un critico per tutte le azioni. Sì, assolutamente il movimento sulla battaglia. E sblocchiamo, uccidi. Questa spia è veramente buona. Andiamo a bloccare assolutamente i nostri, so che è un controsenso, i nostri alleati, perché non voglio che arrivino in città. Purtroppo non ha funzionato. Purtroppo non ha funzionato. Allora, qui sembra abbastanza che se la per adesso, ragazzi, la situazione cambia, perché adesso ho il cibo a disposizione. Quindi cambia un po' tutto. Assolutamente, guardate, posso fare i canali di irrigazione, che è ottimo, veramente. Ottimo, ottimo, ottimo. Ma allora, io... Cosa dite? Facciamo una battaglia navale? Tanto sono messi male loro, tanto quanto noi. Diciamo, l'ultima battaglia di Cartagine sarà una battaglia navale. Tra l'altro io potrei andare a prendermi assolutamente questa... non sarebbe male, solo che non ho abbastanza truppe.
Cioè, scusate, non ho gli edifici giusti, scusate, mi sono un attimo perso via a pensare. Non lo so, ragazzi, ci devo su questa parte qui, la rimandiamo un attimo perché non so in che cosa fare. Tra l'altro sono passato ancora a -2. Cosa ho fatto per passare a -2? Giuro, non ho toccato nulla. Allora, andiamo a vedere qui, va. Guarda, guarda, guarda. Guarda, guarda, guarda. E allora, signori, è giunto il momento. Tagliamo a metà tutti i rifornimenti, tutte le comunicazioni tra le città nemiche. Andiamo in modalità protezione. E voilà, perfetto. Allora, io direi che Divide et Impera, come insegna il titolo del gioco, funziona alla grande. Perciò andiamo a liberare questa cittadina, che non mi interessa proprio per nulla di andare a tenere, insomma. Non lo so. Non lo so. Allora, sicuramente con questa mossa abbiamo liberato un po' questa zona. Qui sta arrivando l'altra legione. Sì. Quindi andiamo qua sul confine. Mamma mia, quanti turni. Troppi turni. Perfetto, si è preso il logoramento. Che bestie che siete. Siete le bestie sataniche. Allora, io direi che, nonostante ci sia qualche problema con il mouse, direi che spostiamo questa legione da questa parte qua. E questa la andiamo a vedere in questa zona qui. Ok, e tra l'altro con questi ci commerciamo. Andiamo a commerciare con loro. Accordo, transito, alleanze militari addirittura. Ok. Posso fare qualcos'altro? No. No. Quindi accettano. Ah, potevo chiedergli dei soldi. Vabbè. Ormai è andata. Chi sono? Un po' contrariati loro, ma ci sta. Va bene. Almeno adesso abbiamo una visione un po' su questa costa dell'Africa. Bene così. Ma no, siamo tornati a 1. Probabilmente, boh, non lo so. Non so che calcoli sta facendo sta macchina. Qui non possiamo andare a sbloccare. Porca miseria, Cosentia. Allora è un po' inutile in realtà a questo punto. Potrei farlo qua, a Beneventum. Dai, facciamolo a Beneventum. Mettiamo i canali di irrigazione. Qui andiamo a fare. Ma sarebbe interessante anche la cavalleria. Sarebbe interessante, anche se non è propriamente una roba militare. Oppure che altra. Ah dai, andiamo sulla cavalleria. Famosi cavalli italici. Pieno così. Allora, iniziamo a potenziare tutta questa struttura, queste strutture. Qui addirittura, sì, facciamo anche questo. Qui assolutamente pianura padana. Se non ha grano, non so chi debba averlo. Qui potremmo fare canali di irrigazione, però. Ah, attenzione però, ci abbassano un po'. Controllo. Non buono, non buono. Qui vedo i suebi che si rifanno sotto sui nostri nemici. Vabbè, bisogna stare attenti. Allora, assolutamente andiamo sulla pietra. Qui sblocchiamo che faremo poi il cibo. Qui assolutamente ad Apollonia il cibo. Anche questo mi piacerebbe, però troppi fattori negativi per ora. Qui assolutamente il cibo. Tra l'altro Agrigentum, vabbè, abbiamo il Bosco delle Ninfe, quindi va bene così. E c'era, allora, siccome la provincia è ancora abbastanza messa bene, io direi di andare a fare questo e anche questo. Ho un po' paura, per lo squallore di questi qui. Magari qui poi andiamo a arruolamento, l'unità di cavallo, esperienza. Sarebbe. Non lo so, vediamo perché pensavo di mettere un anfiteatro, però vediamo. Qui direi che allora, Gades, secondo me
qua ci starebbe bene un po' di pesce, mentre invece qui andrei su qualcosa di militare di pesante. Wow, abbiamo già quasi finito i fondi, ragazzi, incredibile. Toletum potrebbe darmi del grano con un po' di squallore, però va bene. Gades direi che mi fa il bosco sacro. Va bene. Vediamo se c'è qualche altra provincia. Come... No, ok, Cartago Nova. Cartago Nova. Vabbè, però c'è il porto, bello, bello massiccio. Qua abbiamo la cavalleria. Ok. Eccola, questo cercavo. Tolosa, Tolosa. Sì, direi di farlo. E basta, questi soldi qua ce li teniamo in saccoccia. C'è qui Coria dove possiamo fare l'upgrade, ma mi sembra un po' troppo in periferia per farlo. Un po' troppo isolata da sola. Non mi fa impazzire. Va bene, ricordiamo ragazzi che siamo in positivo, ma solo perché abbiamo avuto quell'evento che ci ha aiutato, Di fatto, insomma, fazione incontrata. Di fatto non siamo... Ah, qua. Non siamo proprio messi benissimo, di fatto. Però l'importante è che gli eserciti adesso recuperino un po' le forze, perché veramente tra pestilenze e tutto il resto... Qua rischiamo una rovinosa caduta. Va bene. Andiamo avanti ancora, altro turno. Certo, devo ricercare la tecnologia ovviamente. Allora, noi siamo andati sui campi di irrigazione. Vediamo se tipo ranch potrebbe essere interessante. Questo addirittura mi va sul pesce. Anche questo potrebbe essere interessante. Oppure, allora, questa cos'è? La filosofia. Wow, più 4 ordine pubblico per tutta la mia fazione. E più trasformazione culturale, anche questo è interessantissimo. Adesso ci fa un sacco di strutture che non mi interessano in questo momento. Vediamo, a livello militare potrei sbloccare il rostro delle navi, che non sarebbe male. Anche la perdita sotto assedio, solo 5 turni, non sarebbe male. Però io andrei più 5% la capacità di movimento. Non sarebbe male neanche questo. Ma un po' sulla flotta questo qui, non è che non mi fa proprio impazzire la flotta. Questo del reintegro invece degli eserciti sarebbe buono. Anche questo. Allora, andiamo prima sui mercenari, dai. Facciamo un po' questo ramo che l'abbiamo un po' trascurato. A meno che a livello... No, costruzione l'ho già guardato. Dai, facciamo così allora. Facciamo così e andiamo a finire il turno. No, perché questi li portiamo... Li portiamo qua. Tanto qui non c'è pericolo. L'unico pericolo vero sono loro. Potrei anche intercettarli, e terminare le loro sofferenze. Facciamo. Perderei sicuramente queste 2 unità. No, non voglio perderle. Terminiamo il turno. Se vogliono ci attaccheranno loro. Ah sì, qui intanto la spia ha raggiunto il nemico. Ho anche là un veterano che ho abbandonato. Me ne sono completamente dimenticato. Devo andare a sistemarlo. Scontro. Scontro. Allora signori, il gameplay finisce qui. Mi spiace per la brusca interruzione, ma mi era venuto un video da un'ora. Non mi sono accorto dell'orario mentre registravo, perciò vi invito a rimanere qui ad aspettare la prossima parte, che arriverà molto a breve, perché ragazzi ci sarà una bella battaglia da combattere e il finale non è così scontato. Ma non vi dico nulla, non vi dico nulla. Ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi.